Sarà celebrato giovedì prossimo alle 15:30 in Duomo a Cittadella l'addio a Giancarlo Pavin, lo storico fondatore del Cittadella Calcio insieme ad Angelo Gabrielli. È mancato improvvisamente domenica scorsa. Per lui fatale una caduta dalle scale. In molti hanno voluto ricordare l'83enne imprenditore come la presidente di Confindustria Veneto Est Paola Carron, che dice è stato un riferimento e lo sarà anche in futuro per tutto il mondo imprenditoriale veneto e per le giovani generazioni. Sentito anche l'omaggio dell'ex sindaco della città murata e attuale sottosegretario al Made in Italy, Massimo Bitonci. Ricordo con piacere la sua acutezza, le sue battute e l'ironia, i consigli anche in ambito amministrativo che non lesinava, ad armi, uomo di nota generosità e attaccamento alla comunità anche in ambito sociale. Anche l'attuale primo cittadino di Cittadella, Luco Pierobon, ha voluto celebrare la memoria di Pavin. Ci ha lasciato una personalità importante, un uomo che amava lo sport e che ha dato tanto al territorio.